Con Giovanni Ruiu la presentazione della terza categoria, si parla di calcio, si parla di FIGC, si parla finalmente di uno sbocco importante per tanti giovani che è finito il curriculum tra virgolette del settore giovanile del calcio, hanno possibilità di mettersi in evidenza partecipando a un campionato che quest'anno racchiuderà 20 squadre, l'intera provincia di Sassari, importante. Sì, il numero, come dici tu, è 20 squadre, ma è molto probabile che aumenterà. È stato un progetto ambizioso che ha mosso i primi passi lo scorso anno con 7 squadre. Quest'anno la FIGC mi ha nominato responsabile del settore calcio 11 terza categoria. Ho messo a frutto i 7 anni in CSI e adesso nel calcio che conta finalmente diamo il nostro apporto. Ripartire con la terza è fondamentale per noi, per tutto il settore federale, perché comunque la FIGC è sempre stato un punto di riferimento per tutto il calcio territoriale dell'Interland. Abbiamo diverse squadre su tutto il territorio provinciale. Partiamo da Valle d'Uria fino ad arrivare in Lorai, quindi abbracciamo tutto il territorio e questa è una grande soddisfazione per noi tutti. Ed è un'opportunità, ripeto, soprattutto per i più giovani che possono mettersi alla ribalta e farsi notare da quelli che sono i talent scout delle squadre di categoria superiore naturalmente. Sì, con la mia tristezza era quando io giocavo in campionato amatoriale e mi trovavo i ragazzini di 18 o 20 anni a giocare contro di me. Sai, a 45 anni viene un po' male giocare lì contro, però dicevo, ma perché siete qua? Come mai non siete in federazione? E loro più volte mi dicevano, non abbiamo sbocco. No, noi abbiamo un'altra idea di calcio, il calcio per tutti e soprattutto per chi merita e per i ragazzi, i quali devono non più stare con la PlayStation, ma invece fare il calcio vivo è quello che conta.